Le liti erano certe volte anche quotidiane, per la televisione, per vedere Maria De Filippi, Amici, e camorrie, e vedere sempre programmi, sempre queste camorrie di reality, di cazzi, di Grande Fratelli, Isola dei Fami, che cazzo ne saggio, insomma, sempre. E se mi volevo vedere una partita, un casino. Stai lì a vedere la partita, stai lì, come fate a stare lì a vedere 22 cretini in mutande che inseguono un pallone? 22 cretini in mutande. Volessi sapere io i mutanti, questi cretini, buscare i piccioli che buscano i. Chiamali cretini, non siamo i cretini. Ma perché devi essere così banale? Ma vediti un altro sport. Ci sono tanti di quegli sport che sono sicuramente superiori al calcio. Mi piace il calcio, perché ma vediti, che ne so, vediti la Formula 1, il Gran Premio. Attenzione, dico per carità, cioè a chi piace il Gran Premio, a me non mi ha appassionato mai. Forse perché sono rimasto scioccato dal fatto che mi ricordo che quando ero piccolo i miei zii, mio padre, si vedevano un Gran Premio a domenica, si assecutavano mangiare perché dovevano sedersi davanti alla televisione a vedere il Gran Premio, la partenza del Gran Premio, tutte le mesi con una certa irruenza, con una certa voglia, desiderio. Era una cosa pazza, si aspettavano l'avanza da televisione. Appena partivo il Gran Premio, manco passavano 10 minuti e ronfolavano tutti. Ma tutta questa voglia di dire una cosa e poi ma pure i piloti meschini si sentivano che dicevano ma io le schiavite e cam che stanno rimanendo tutti. Non mi piace il Gran Premio. Cioè, allora dice, ma vediti che ne so, vediti il ciclismo. Ma vedere a chi si cacchiano montagne sotto o piccolo sole, ma state tranquillo. Poi la maglia rosa, io sì, e vai che hanno Palermo, tarani, cioè ci bisogna no, non era uno sport per me. Il tennis. Una volta andai a vedere una partita di tennis, perché fino a quando il tennis te lo vedi in televisione, hai un'inquadratura che va per lungo il campo, ma quando ti metti in tribuna a vedere una partita di tennis e vedi questa pallina ora e mezza che va così, tornava a casa a frecchietta, non riusciva a pattare a risavore unica, sì, perché quello non si fermò più tutta la notte, a questo veniva così, cioè faceva proprio il tempo, era una cosa tremenda. Diceva, vabbè, allora vediti un altro sport, vediti per esempio, che ne so, vediti il nuoto. A me il nuoto piace, attenzione, ma lo posso pure vedere il nuoto. È un tipo di disciplina sportiva che a me piace. I tuffi mi piacciono. Quello che non sopporto quando mi vedi i tuffi alla televisione sono i commentatori. Commentatori che stanno da a tagliare chiddo che si sta tuffando, entra in acqua perfetto, spacca l'acqua al pelo, proprio preciso, proprio non gli puoi dire niente il commentatore, ma peccato che la caviglia, peccato che la caviglia, ma fallo tu, scendo, fallo tu. È bello che ci ha pensato come un sbagante alla piscina, la caviglia. Oppure seguiti che ne so, l'atletica leggera, ma ricchi. Ma che cosa c'è l'atletica leggera? Che cosa ti devi vedere? Il lancio al martello, c'è cristiani di 200 kg che pigliano questo martello, peggio, lanciano, stanno a cura, ammazzano a qualcuno, un martello, ma 100-200 kg, che io vedo che parlo, e dice che fai nella vita? Io non sono un atleta, ma va scopato male, atleta, salti in là, salti in lungo, ma che ecco, la maratona, la corsa, la marcia che ci sono chi che una marcia corrono così, che pare che fanno latinoamericano, tu vedi quello che hanno questa corsa che pare che li chiudono tipo mesi interi senza pisciare, va piscia, un bagno, un bagno, e vanno a cercare un bagno, fino a quando non si ferma, ma che cosa è? Cioè, allora vedi gli sport americani. Gli americani non hanno fatto mai niente, manco gli sport. Gli americani, mi vado a vedere il football americano,
Il football americano sta energumeni, che a caso non ho campo con queste cose, con sta palla, sento la palla ovale, che quando tirano pure la pallone è ghire, che si tirano la palla tra ridi, che certe volte fanno queste monzarosi, si mettono così, che appena esce la palla e tutti corrono a secutare la palla, se si pigliano a bastonate, si ammazzano, si scripientano, a secutare sta palla, ma che gioco è? Gli americani, il baseball. Il baseball. C'è qualcuno che sa realmente quali sono le regole del baseball? Il baseball. C'è uno che ammazza, uno che anguanta, uno che ha maschera, chi do tira la palla, chi do che ammazza la anzittare e appena la piglia e arrocca la palla tutti corrono, ma che cazzo fecero una rapina? O baseball, che se ci fosse una facoltà all'università di come si studiano le regole del baseball, un sarasse non da materia, perché non si capiva, non si può capire, ma anche io catoro sanno, quando finisce la partita, dicono, ma come fai la partita? Ma sapete, poi domani non leggiamo un giornale e se ne vanno, baseball, ma che a fare con baseball? O baseball, o baseball. Ma per favore.